Sono entrati nella casa del sindaco di Este, Roberta Gallana, hanno rovistato dappertutto e sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare. Gioielli in oro, ricordi di una vita e dei genitori del primo cittadino. È accaduto nel fine settimana, come racconta Roberta Gallana, che al rientro a casa ha trovato un'amara sorpresa. Ho disturbato dei delinquenti che hanno completamente svaligiato e messo a soqquadro il mio appartamento, andando a toccare qualsiasi cosa del mio presente e anche i ricordi del passato. Questa è una violenza che lascia scossi e molto amareggiati. Un episodio che spinge il sindaco Gallana a una riflessione. Ma vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il grande lavoro che svolgono l'Arma dei Carabinieri e il nucleo operativo della Compagnia di Este per la nostra città, per il nostro territorio. Però nel nostro paese Italia c'è qualcosa che non va, perché se questi delinquenti vengono presi e poi rilasciati è necessario fare una grande riflessione e revisione del sistema giuridico. Servono leggi precise, più potere anche ai sindaci, a noi sindaci, e soprattutto strumentazione e investire in risorse umane e in tecnologia. Nel territorio di Este fatti in questi anni passi in avanti in tal senso, con il miglioramento e il potenziamento del sistema di videosorveglianza.